Avanti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Oh, buonasera a te, cara Sveva, eccoci qua. Amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 948 dell'anno del Signore 2025. Oggi è lunedì, grazie per essere ancora una volta con noi, buon lavoro alla nostra Castellana Sveva. Ancora una volta vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net e soprattutto scoprirete che si tratta di un giornale online, quindi fesso chi non lo legge, perché vi perderete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molto altro ancora. Le nostre coordinate 340 670 9659 oppure 02 92 94 7222 per il telefono quando lo dirò io. Ma adesso abbiamo una poesia, signore e signori. E permettetemi, la voglio dedicare a Eleonora Giorgi, che se n'è andata quest'oggi.
e che se n'è andata col sorriso sulle labbra. E allora, letta dalla poetessa Annalisa Cognigni, ascoltiamo, se tu sei pronta, Sveva, I Gabbiani. L'autore lo conoscete tutti perché spesso compare in Aria Fritta, anzi apre ogni puntata di Aria Fritta, è l'amico e collega Gianni Macheda. Vai pure, Sveva. E allora, questa sera io ho il piacere di ritrovare... Scusami Dimmi. Antonino, Dimmi. c'è un fischio tremendo e 1 minuto e ci siamo, purtroppo c'è un fischio. Va benissimo, risolviamo il fischio e poi andiamo con la poesia, non c'è problema. Abbiamo tutto il tempo. We have all the time in the world, cantava il buon Satchmo, il buon Louis Armstrong. Niente, abbiamo questa bella poesia, anche perché, insomma, sono rispuntate, vi racconto un po' questa piccola storia, sono rispuntate alcune poesie scritte una trentina d'anni fa dal nostro Gianni, che oltre a essere valentissimo caporedattore di Italia Oggi è anche un autore satirico, ma è anche, diciamo così, ha avuto questo periodo da poeta. E allora vai pure, Sveva. Son tornati a fiorire i gabbiani sui miei scogli mortali. 5 relitti sparsi di carne e piume e lineamenti teorici del volo. 5 gabbiani tristi, dilavati, spauriti sotto le piogge di stagione, sotto le gocce calde di scirocco. Non ferisce il frantume delle rocce, gli occhietti spenti o la pressione bassa delle nubi a pelo. Si stanno scambiandosi di posto di tanto in tanto, in accidioso zelo, come chi svolge un compito dovuto. Mi sono stati dati, infatti, incomprensibilmente, ma mi attrae il minaccioso biancore delle piume, se tutti insieme si volgono a guardarmi. Antonino, di nuovo a te la linea. Di Gabbiani, salutiamo 5 gabbiani anche Eleonora Giorgi, delicata interprete di cinema e anima pulita. Orbene, allora, io ringrazio ancora Gianni Macheda per avermi, insomma, permesso di mandare in onda questa poesia che vi ricordo, l'autore è lui, l'ha letta per voi la poetessa Annalisa Cognigni. Va bene, allora adesso a questo punto arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi con Diritto e Rovescio. Sveva, quando vuoi. Il durissimo scontro fra Donald Trump e il suo vice Vance contro il premier ucraino Zelensky, diffuso in Mondovisione dalla Casa Bianca, non è stato un malaugurato incidente, ma è stato un atto voluto. Trump infatti voleva far sapere a tutto il mondo che d'ora innanzi non esiterà a mandare a quel paese Zelensky, che gli USA non considerano più come il responsabile di una nazione che è stata invasa dalla Russia, ma come un paese che non la smette di volersi difendere. Trump vuole smettere di spendere un sacco di soldi in una guerra di logoramento, anzi vuole essere rimborsato dalle molte spese sostenute dal suo predecessore Biden, delle quali vuole la garanzia della restituzione, prendendosi impegno il diritto di sfruttamento delle terre rare ucraine. È un ribaltamento della storia. Gli USA, che hanno sacrificato centinaia di migliaia di loro giovani soldati
usati per liberare durante la Seconda Guerra Mondiale l'Europa da Hitler, adesso dicono l'Europa arrangiatevi, anche perché ne avete i mezzi economici per farlo. L'implacabile Pierluigi Magnaschi, come sempre, con diritto e rovescio, direttamente per voi da Italia Oggi. Allora, le 18, 23 minuti e 39 secondi, 340 670 9659, se avete voglia di commentare quanto ci siamo detti per ora. Tra l'altro, un breve recap delle agenzie. Trump potrebbe decidere oggi, scrive l'ANSA, lo stop delle armi a Kiev e insiste, Zelensky non vuole la pace. Ancora l'ANSA, paura in Germania, auto piomba sulla folla al mercatino di carnevale di Mannheim, 2 morti, 25 feriti. L'addio a Eleonora Giorgi col sorriso fino alla fine. Netanyahu, siamo ancora nell'accordo con Hamas, rissa alla Knesset, respinti i familiari degli ostaggi. Un'occhiatina anche alla BBC. Trump critica Zelensky per aver detto che la fine della guerra in Ucraina è ancora molto molto lontana. Il presidente Trump ha criticato di nuovo Zelensky per aver detto che la fine della guerra con la Russia è molto molto lontana, e lui su social chiede, su Truth Social chiede che cosa stanno pensando. Questa dichiarazione arriva dopo che anche i leader europei hanno suggerito, dopo l'incontro di domenica, di giungere a un accordo, sostenendo appunto che non possono garantire la pace in Ucraina senza l'aiuto degli americani. Il viaggio di Zelensky nel Regno Unito è arrivato, lo sapete, dopo uno scambio molto infuocato con Trump e il vicepresidente J.D. Vance venerdì scorso nell'Ufficio Ovale. Lo potete trovare anche sul sito della radio, radiolibertà.net. Nel frattempo, il primo ministro inglese Keir Starmer ha detto al Parlamento inglese che a suo giudizio l'impegno di Trump per la pace in Ucraina è sincero, e in particolare ha chiesto, a quanto pare, a Starmer di giocare un ruolo, diciamo così, di guida nel raggiungere questa pace e soprattutto nel garantire, nel dare le garanzie di sicurezza. Il primo ministro ha anche annunciato un piano in 4 punti per lavorare con l'Ucraina per chiudere la guerra e difendere il paese dalla Russia. Bene, con questo noi ci avviamo alla, come si dice, ci avviamo al Qui Parlamento. Abbiamo con noi Simona Loizzo, che sentirete un po' la proposta di questa sera, e in particolare la proposta di legge sui viaggi della memoria nei campi nazisti. Vai pure, Sveva. Qui Parlamento. Il provvedimento che esaminiamo oggi intende promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi delle nostre scuole nei luoghi della memoria, per tenere vivo il ricordo della Shoah, il genocidio nazista degli ebrei. Lo studio dell'Olocausto è un supporto alla formazione della coscienza per gli studenti che possano meglio comprendere e combattere le ramificazioni del pregiudizio, del razzismo, dell'antisemitismo e del ragionamento per stereotipi in qualsiasi società o gruppo. È l'occasione migliore per sviluppare la consapevolezza del valore della diversità in una società pluralista e la sensibilità alle peculiarità delle minoranze come occasione di crescita e soprattutto di cambiamento attraverso il sapere consapevole. Perché, come scrisse Primo Levi, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può tornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate, anche le nostre. Il disegno di legge, a prima firma della collega Pirovano, senatrice del gruppo Lega, nasce dalla volontà di far conoscere da vicino a quanti più studenti possibili la realtà dei campi di sterminio nazista. Il genocidio ebraico è una storia di persone, carnefici, vittime, ma anche molti spettatori. È una storia di uomini e donne che hanno scelto di dare morte o convivere con essa. È una storia che interroga da vicino la nostra quotidianità e soprattutto la sfera della responsabilità.
La dimensione empatica ed emotiva non è sufficiente a spiegarla. Essa può essere però lo strumento attraverso il quale ci si ponga interrogativi cui lo studio dei processi storici può dare risposte. Del resto è questo il ruolo della scuola che vogliamo e delle agenzie di formazione: dare risposta e soprattutto creare nuova coscienza. Il tema da affrontare oggi in tutte le sedi, alla luce di altri genocidi accaduti e guerre ancora presenti, è quello dell'odio, che si sente a volte anche in contesti in cui non dovrebbe esserci. Un sentimento estremo, ma fin troppo presente nell'uomo, alla base del quale troviamo però una radice più profonda da combattere allo stesso modo: l'indifferenza. Ed è anche attraverso il prezioso dono della memoria che troviamo una volontà di coerenza da raggiungere attraverso le dimensioni dell'emotività e dell'empatia. Dobbiamo tenere alto il valore della memoria, dobbiamo insegnare ai nostri giovani che solidarietà e soprattutto pace sono valori irrinunciabili e che la guerra e la distruzione sono sempre in agguato. Dobbiamo insegnare loro il valore del sacrificio, dell'accettazione e della rinuncia con modelli positivi attraverso il racconto delle azioni dei giusti. E mi viene in mente una frase: bambina mia, stammi vicino, ti proteggo io, vieni dentro le mie braccia e sarai finalmente al riparo. E tu come farai, mamma? Chi proteggerà te? Chi farà in modo che nessuno ti veda? Non ti preoccupare, piccola mia, noi oggi siamo tutti invisibili. Davvero, mamma, è una specie di superpotere il nostro? Sì, figlia mia, oggi non ci vede nessuno, ma domani si ricorderanno tutti di noi. Il senso profondo della memoria, appiattendo il passato sulla ritualità, non vogliamo dovere della memoria che imponga a scuole, enti e istituzioni, ma suggeriamo alle scuole, agli enti e alle istituzioni di non perdere il gusto di ritrovare la memoria. La storia della Shoah fa ormai parte a pieno titolo del programma scolastico di storia contemporanea e ricordiamo che il 27 gennaio è il giorno riconosciuto della memoria, ricordo dello sterminio e della persecuzione del popolo ebraico. I viaggi della memoria sono parte di un percorso, ma anche una parte importante, perché rispetto a queste visite sempre più frequenti e richieste ci sono testimonianze di molti studenti che raccontano di essere tornati diversi, come se dentro ci fosse una forza nuova. E soprattutto ricordo a tutti e anche a me stessa che sono oggi anche fino a 2 milioni di turisti, di persone che visitano Auschwitz. Nel 2018, da parte del presidente Mattarella, vi è stata la nomina a senatrice a vita di Liliana Segre, superstite di Auschwitz, per aver dato lustro alla patria per altissimi meriti nel campo sociale. In quel momento è stato affermato l'altissimo merito di una donna coraggiosa sopravvissuta al campo di sterminio. Ricordare significa anche passare il testimone da una generazione all'altra, in un momento storico in cui si parla ancora troppo poco di guerra e poco di pace. Il dovere della memoria è per noi una priorità. Auschwitz è dentro di noi, non fuori di noi. La peste si è spenta, ma l'infezione serpeggia, ed è per questo che dichiaro il voto favorevole della Lega Salvini Premier, un voto privo di ipocrisia, privo di parallelismi arditi quanto inefficaci, soprattutto di voli pindarici e vergognose ricostruzioni come solo lo svilimento culturale di tali partiti di opposizione può concepire. E ricordo a tutti che il sindaco di Pinerolo, insieme alla maggioranza dell'estrema sinistra e del Movimento 5 Stelle, rifiutò di votare la cittadinanza a Liliana Segre. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Sveva, rieccoci le 18:32 minuti e 31 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, bella gente, adesso noi passiamo al primo faccia a faccia di questa sera. Avete letto sui giornali di oggi il compiacimento di Putin nei confronti degli Stati Uniti d'America, quando ha affermato le nostre politiche estere adesso coincidono in tema di Ucraina e non solo. Bene, io ne ho parlato con il collega
e amico Giancarlo Gioielli, che ha ampia esperienza di Medio Oriente, ampia esperienza di esteri. Abbiamo un po' commentato la situazione, perché vedete, apparentemente sembra che questa guerra e la situazione del Medio Oriente non abbiano niente a che spartire. In realtà i legami ci sono ed essendoci dovremmo stare molto attenti a vedere lo sviluppo della situazione sull'Ucraina. Sveva, quando vuoi. E allora questa sera io ho il piacere di ritrovare Giancarlo Gioielli, collega di ampia esperienza soprattutto in Medio Oriente e politica estera, grande conoscitore della situazione mediorientale, che attualmente tra le tante cose che fa scrive anche per Tempi, e infatti stamattina su Tempi c'è un suo servizio, un mondo dove Trump sostiene Putin è un mondo pericoloso. Questo tra l'altro sono parole di Nathan Sharansky, che è stato uno dei più famosi esponenti del dissenso sovietico, che in particolare era stato messo in croce dal regime sovietico e condannato a 13 anni di lager in Siberia perché aveva fondato un comitato di dissidenti appoggiato Sakharov nella battaglia dei diritti umani, ma inoltre aveva chiesto un visto per Israele, gli era stato rifiutato perché Israele è da sempre paese amico degli Stati Uniti d'America. Tra l'altro Sharansky ha avuto un rapporto epistolare con Navalny, ha avuto dei contatti con lui, con il povero Navalny, insomma ha sempre cercato di tenere alta la voce della libertà. Ecco, stamattina sui giornali, manco a farla apposta, leggiamo che l'amministrazione russa dice con un certo compiacimento, dice le nostre visioni in politica estera si sono allineate. Giancarlo, adesso che succede? Soprattutto che significa per noi? Grazie del tuo tempo. Guarda, intanto citare Sharansky è importante perché Sharansky è ucraino in realtà, è nato nel Donbass e poi è diventato uno dei principali collaboratori, anzi principale collaboratore di Sakharov nel costruire il nucleare sovietico. E è chiaro che quando lui chiese di poter andare in Israele fu visto come un traditore della patria sovietica e soltanto la richiesta di un visto di viaggio, neanche di trasferimento come stavano facendo in quel momento alcuni ebrei in Russia, fu vista come un atto di tradimento, di se vuole consegnare i segreti nucleari russi agli americani, consegnandoli ad Israele li avrebbe consegnati secondo la visione sovietica agli americani, e quindi fu condannato a 13 anni di lager. Fu scambiato solo 11 anni dopo il famoso ponte delle spie, in cambio di 2 spie russe arrestate dagli americani. Sharansky andò in Israele, dove divenne più volte ministro nel governo, tra l'altro Sharon, che era tra virgolette un falco israeliano, ma fu il falco che più guardò alla Russia dopo la caduta dell'Unione Sovietica, e proprio grazie a Sharansky si fece mediatore di questo, si riallacciarono forti rapporti che non si erano mai interrotti tra Israele e la Russia, di collaborazione anche militare, perché Israele e Russia insieme fornirono poi delle armi alla Cina. Adesso la situazione è complicatissima perché da un lato il rapporto Israele-Russia è sempre forte, perché ci sono 1,5 milioni di russi che vivono in Israele, perché dopo la caduta dell'Unione Sovietica, grazie alle leggi del ritorno, qualunque ebreo nel mondo può chiedere di diventare cittadino israeliano. Così è avvenuto per moltissimi ebrei che vivevano in Russia. Qui ovviamente prima questo non era permesso. Quindi sono 1,5 milioni di russi in Israele che contano molto nella formazione del governo, nelle elezioni. E dall'altro ci sono anche 500.000 ucraini, come Sharansky per esempio, russi ucraini, tra virgolette, perché poi prima facevano parte tutte dell'Unione Sovietica. Quindi Israele guarda ai due paesi con una sorta di ambivalenza. Naftali Bennett, allora primo ministro di Israele, prima di Netanyahu, 3 anni fa fu quello che più tentò di mediare tra Russia e Ucraina, e forse arrivò a un passo dall'accordo, e poi andò a presentare questo accordo a Parigi, a Mosca, negli Stati Uniti, e qualcuno lo fece saltare. Non si capisce bene perché e per come, però Bennett poi si ritirò. E quindi Israele ha sempre cercato di tenere questo ruolo
di neutralità e di mediazione fra Russia e Ucraina. Perché? Perché da un lato dalla Russia importa la maggior parte del greggio che usa. Israele non è un paese produttore, pur essendo il Medio Oriente. Ci sono molti ebrei in Russia per i quali Israele teme ripercussioni. Dall'altro l'Ucraina fornisce ad Israele gran parte dei cereali che servono per l'allevamento che poi fornisce bestiame e carne che Israele vende alla Russia, e quindi i due paesi sono entrambi vitali per Israele. Ricordiamo infine che Zelensky è l'unico presidente, diciamo così, dell'area europea di origine ebraica, anzi dichiaratamente e orgogliosamente ebreo, e questo è un altro problema per Israele. Ora Israele si trova in una situazione in cui i margini di mediazione non ci sono più, e con la presa di posizione durissima di Trump, perché parliamoci chiaro, nei confronti dell'Ucraina, che ha respinto qualunque tentativo di Zelensky di portare in qualche modo gli Stati Uniti dalla sua parte, come la prima con Biden, cercare un appoggio. Si è visto quello che è successo nella sala ovale della Casa Bianca. Israele si trova in una grossissima difficoltà. Perché? Perché non può non appoggiare, diciamo così, da un lato dal punto di vista teorico Zelensky, dall'altro non può contraddire la Russia. La Russia, che tra l'altro ha pure delle basi militari in Siria importanti, che ora con la caduta di Assad la Russia intende mantenere, pagando il prezzo in cambio di questo, diciamo così, di un smantellamento della presenza militare di Hamas e di Hezbollah in Siria. Questo con l'appoggio di Al-Jolani che era il capo, tra l'altro, di Al-Qaeda in Siria, quindi stiamo parlando proprio non di come dire, personaggi non è Madre Teresa, ecco. Non è Madre Teresa di Calcutta, non è Indira Gandhi. No, decisamente. Però ieri Hamas, la delegazione di Hamas è andata al Cremlino. Cosa si sono detti? L'impressione è che la Russia stia cercando di convincere Hamas ed Hezbollah a ridursi, tra virgolette, a rientrare negli accordi che prevedono che sia un partito politico, per quanto forte, ma non un partito armato, che permetterebbe a Israele di tirare un grosso sospiro di sollievo sul fronte nord. Hezbollah su questo punto ovviamente nicchia, dice di voler ritirarsi dal nord del Litani, ma non lo fa. La Big Berry, che è l'alleato sciita, leader di Amal, presidente del Parlamento libanese, dice che è più facile che il fiume Litani vada a sud piuttosto che Hezbollah si sposti a nord del Litani. Hezbollah che dice di voler consegnare le armi all'esercito libanese, e poi dice magari appoggio l'esercito libanese con le mie armi. No, devi ridare le armi. Però a sud del Litani, sopra Hezbollah vuole continuare ad essere una forza militare, e questo Israele non vuole permetterlo. Dall'altra parte c'è Hamas che continua ad avere un ruolo a Gaza e ad averlo forte, perché nonostante 15 mesi di bombardamenti, nonostante le decine di migliaia di morti, poi sulle cifre si può discutere all'infinito, perché ovviamente nessuno è in grado in questo momento di controllarlo. Comunque, nonostante quello che è successo, Hamas è ancora forte, Hamas controlla ancora il territorio, e questo è il punto vero per cui Israele non può uscire definitivamente da Gaza, perché potrebbe ricominciare tutto. Ci sono ancora i tunnel, ci sono ancora gli ostaggi. Hamas non riconsegna gli ostaggi. In tutto questo il ruolo della Russia è fondamentale. È fondamentale perché attraverso la Russia passa comunque anche un appoggio ad Hamas, a Hezbollah, forse anche agli Houthi. Allora, in questo momento, nel momento in cui Trump va a schierarsi con Putin, parla lo stesso linguaggio di Putin, come ha detto Zelensky, Israele si trova in questa difficoltà, perché vede in Trump l'alleato forte per eliminare Hamas, vede in Putin un sostegno, diciamo così, che può permettere di stabilizzare l'area, cioè ridisegnare il Medio Oriente. Qui stiamo parlando di un progetto di ridisegno del Medio Oriente che passa attraverso persone come Netanyahu in Israele, Trump in America, Putin in Russia, cioè uomini molto forti, muscolari, diciamo così, quindi non mediazioni, dove l'Europa come dire, è tagliata fuori se parla un linguaggio, diciamo così, il linguaggio della diplomazia, il linguaggio della ragionevolezza per certi aspetti. Questa forse è la debolezza dell'Europa, di cercare il linguaggio della mediazione, trovare un punto d'accordo, perché poi per quanto riguarda Israele, qui sto parlando di Israele, il punto vero, come mi disse
Igal Fermon, che è una delle persone più interessanti in Israele, per 40 anni capo dell'antiterrorismo, adesso fondatore e direttore di MEMRI, che è il Middle East Monitoring Institute, cioè lui monitora tutte le comunicazioni all'interno del mondo arabo, per cui vede che cosa realmente si scambiano sui social, le leadership e soprattutto la base araba, non solo fondamentalista, dice questi non vogliono l'esistenza di Israele, cioè il problema non è in che confini deve stare Israele, in che confini deve esistere, se deve esistere uno Stato palestinese, il problema è se deve esistere o no uno Stato ebraico. E lui dice Israele non può accettare di discutere della sua esistenza, può discutere tutto il resto come ha sempre fatto alla fine, perché poi un accordo in qualche modo si era trovato fino ad ora. Adesso però è in discussione l'esistenza di Israele, viene posta in discussione l'esistenza di Israele e gli slogan che risuonano qui in Occidente, from the river to the sea, vuol dire dal Giordano al mare, Palestine must be free, la Palestina deve essere libera, cioè non deve esistere lo Stato di Israele. Questo Israele lo percepisce e non accetta. D'altra parte la crisi interna in Israele è enorme, scoppiata in maniera clamorosa, quello che si diceva da mesi, che mi avevano detto più volte anche i vertici dell'IDF, è uscito il rapporto delle forze armate israeliane che dicono da più di un anno avevamo avvertito che sarebbe successo il 7 ottobre, la politica non ci ha seguito e c'erano 700 militari in tutta l'area di Gaza contro i 5.000 combattenti terroristi di Hamas che sono dilagati, hanno fatto quello che hanno fatto. I ministri ultrasionisti di Israele, Smotrich e Ben-Gvir, si sono concentrati, hanno costretto il governo a concentrarsi su West Bank, sulla Cisgiordania, è stata scoperta l'area di Gaza. Oggi il capo dell'esercito israeliano, Herzi Halevi, che ha annunciato che si dimetterà il 1° aprile, purtroppo non è uno scherzo, ha detto l'Hamas era l'ultimo dei nostri problemi, era l'ultima delle nostre preoccupazioni. Eravamo convinti che Hamas, che riceve soldi in quantità industriale dal Qatar e dalle varie associazioni anche europee legate all'ONU, Hamas sarebbe accontentata, tra virgolette, dei soldi, di sparare qualche razzo per avvisare che c'era, nei momenti di tensione, ma mai avrebbe fatto una cosa del genere, lasciando casomai tirare i razzi anche alla Jihad islamica, che è meno armata. Non è stato così, ma l'esercito era avvisato, lo sapeva, i servizi segreti dovevano detto. E ora Netanyahu deve fronteggiare anche questo problema politico interno. Per farlo si deve appoggiare da un lato a Trump, agli Stati Uniti, che sono gli unici che hanno deciso di sostenerlo totalmente. Anzi, Trump ha detto è un problema tuo, risolvilo come vuoi, noi ti appoggiamo, però neanche un soldato sul terreno. E si deve appoggiare alla Russia, fino ad arrivare alla situazione di qualche giorno fa, quando all'ONU Israele ha votato contro la mozione all'ONU che riconosceva l'integrità territoriale dell'Ucraina, insieme a Russia e a Corea del Nord, cioè due paesi che anche per la cultura democratica israeliana suonano come Satana. Insomma, la reazione di tutti i giornali israeliani, non solo Haaretz e quelli di sinistra, ma di tutta l'opinione pubblica israeliana, è stata fortissima nei confronti di Netanyahu. Questo va detto. Il voto a favore contro l'Ucraina e quindi a favore della Russia ha lasciato stupiti molti, e Natan Sharansky lo ha detto. Natan Sharansky, che non è una persona, diciamo, tra virgolette, di sinistra, anzi è stato al governo con Netanyahu, presidente dell'Agenzia Mondiale Ebraica, però lui ha detto: noi quando eravamo in galera, noi dissidenti russi, ebrei, sapevamo che c'era un mondo occidentale che ci appoggiava, noi ebrei sapevamo che c'era Israele che ci avrebbe aiutato in qualche modo. Adesso i dissidenti che sono in carcere, sono ancora centinaia, non solo Navalny, a chi guardano? A nessuno. Chi li appoggia? A nessuno. L'Europa, ma l'Europa dov'è? E Sharansky mi ha fatto vedere le lettere che gli scriveva a Navalny, che diceva come è crollata l'Unione Sovietica, così crollerà la Russia di Putin. E al momento questo però non si vede uno schieramento fortissimo a questo punto diventato tra Trump, tra Putin, tra Netanyahu, e in mezzo c'è pure Erdogan, perché la Turchia anche lei insiste sul Medio Oriente. Ha fatto fuori Assad, che era l'elemento, come dire, che in qualche modo bilanciava tutto questo burattino di tutti, e mettendo lì Al-Jolani,
di cui nessuno sa esattamente come si muoverà in futuro. Questo era il fondatore di Al-Qaeda in Siria. Quali saranno le sue mosse? Comunque resta un fondamentalista, nessuno può dirlo. Quindi tutto questo ci riguarda perché è lo scacchiere medio orientale che si affaccia sul Mediterraneo, quindi ci riguarda direttamente, ci riguarda per le forniture energetiche e ci riguarda, io questo non smetto di dirlo, ahimè, per quanto riguarda le migliaia e migliaia di cellule fondamentaliste che sono ancora presenti in tutto l'Occidente. Abbiamo avuto alcuni segnali in Francia, li abbiamo avuti in Belgio, li abbiamo avuti in Germania, i quali si possono attivare in qualsiasi momento e può essere attivato dall'ISIS, dal-Qaeda, dai fondamentalisti in qualsiasi momento. Sono delle bombe che abbiamo fra di noi, persone che tra l'altro non sono vestite da mujahideen riconoscibili, sono cittadini peraltro europei con passaporto belga, con passaporto italiano, ce ne sono a Milano, ce ne sono a Parigi e questo è un pericolo reale per l'Occidente. Ecco, io però ti vorrei chiedere una cosa, mentre noi appunto dovremmo occuparci di queste cose, e improvvisamente nel giro di pochi giorni, dopo quanto è accaduto nello studio Vale a Washington, l'Europa ha scoperto che deve mostrare i muscoli, ma a me sembra molto la storia di Esopo della rana dalla bocca larga che a furia di gonfiarsi per sembrare grossa quanto il toro scoppiò. Cioè, questa unione ha svuotato, per usare un'espressione di Sandro Pertini, gli arsenali di morte per dare armi all'Ucraina in questi ultimi 3 anni. Come pretende questa unione, se la von der Leyen dice che ci vogliono 500 miliardi di euro in 10 anni per armarci come dovremmo armarci, cioè, come può pretendere questa unione di sostenere l'Ucraina, di sostenere Zelensky? Cioè, mi pare che questi si siano completamente bevuti il cervello e non si rendano conto della realtà. Le munizioni non crescono sugli alberi e peraltro una cosa che Trump ha urlato a Zelensky, dice tu hai finito i soldati e Vance gliel'ha detto pure, dovete fare addirittura i tour per l'arruolamento nel vostro paese, avete già dei problemi. Cioè, non è che l'Ucraina può combattere in eterno e poi gli manda anche i sedicenni come fece Hitler alla fine della guerra. Cioè, vogliamo essere un po' realpolitik pure noi e dire per adesso chiudiamola qua e poi si vede? Guarda, peraltro aggiungiamo una cosa, che moltissimi ucraini sono fuggiti chi può dargli torto, hanno trovato rifugio in Occidente, moltissimi in Italia, è un paese a rischio per cui gli viene dato il visto, il permesso di soggiorno, il permesso di lavoro. Poi loro dicono vabbè, non torniamo a combattere perché comunque abbiamo famiglia, dobbiamo pure sopravvivere, però come è toccata l'Ucraina potrebbe toccare la Polonia, potrebbe toccare, questo è un altro aspetto del discorso. Per arrivare al punto che dicevi tu giustamente, se l'Europa vuole intervenire militarmente in Ucraina ha bisogno di 2 cose, di soldi, di armi e di soldati sul terreno. Allora, i soldi non ci sono, mi sembra di capire, perché nessun paese in questo momento e neanche in futuro potrà mai mettere il 5% del PIL per la produzione di armi da dare all'Ucraina. Morire per Danzica, finché Hitler non attaccò la Russia o non attaccò direttamente gli Stati Uniti, non si può fare. Quindi i soldi non ci sono. E le armi vanno costruite, esatto. Vanno costruite, pagate, e terzo, dare gli armi agli ucraini se non ci sono poi i soldati che le usano è perfettamente inutile. Boots on the ground, non credo che nessun paese europeo potrebbe mettere dei soldati sul terreno in Ucraina, anche perché ricordiamoci, questo non può essere fatto nell'ambito dell'Unione, ma neppure nell'ambito delle costituzioni dei singoli paesi, che prevedono sempre guerre di difesa. La Costituzione italiana prevede una guerra di difesa. Questa l'ha richiamata anche il nostro Presidente del Consiglio dicendo soldati italiani non andranno in Ucraina. Certo, ci sono soldati italiani nel mondo nell'ambito di missioni ONU affidate alla NATO, ma sono missioni di difesa. Di difesa. E cosa fai? Ti metti a sparare contro i russi se avanzano? Sono missioni di peacekeeping, di mantenimento. Poi ci sono state delle missioni come Enduring Freedom
in Afghanistan, che è finita, tra l'altro, come è finita, dove c'erano paesi, sì, con una piuttosto vergognosa, mai una bandiera ad Herat, ero lì, devo dire che mi sono piuttosto vergognato, mentre invece avevo visto un grandissimo lavoro, e questo va detto, dei nostri militari nelle operazioni di CIMIX, cioè di cooperazione militare e civile. Allora, l'esercito non è la Croce Rossa, non è un ONG, però devo dire che queste operazioni di cooperazione civile avevano bisogno del supporto anche di una sicurezza, come avviene per esempio in Kosovo. Se non ci fossero i soldati italiani non si potrebbe fare quello che stanno facendo diverse organizzazioni di cooperazione, e tenendo un cuscinetto fra serbi e kosovari, diciamo così, di CK, altrimenti, tra l'altro anche quella, i Balcani, è una regione che è a rischio di esplosione, peraltro disseminata tutta la Bosnia soprattutto da madrasse, cioè scuole coraniche, finanziate da chi? Dal Qatar, che è il grande finanziatore di Hamas. Il Al-Karmon mi ha risposto, ha detto 1000 volte, Qatar dell'Enda Est, cioè l'origine di tutti i casini non è l'Iran, non è solo l'Iran che peraltro in questo momento è molto in ritirata, e sta cercando di cambiare la propria posizione, perché è spaventato, perché ha un'opposizione interna enorme. Qatar no, è fortissimo, i soldi ce li ha e finanzia e sostiene Hamas, e finanzia e sostiene le madrasse che si sono installate da oltre 20 anni in tutti i Balcani, e quindi sono, oltre che alle porte di casa, in paesi membri dell'Unione Europea, tra l'altro. Giancarlo, senti, ci avviamo alla conclusione di questa conversazione e ti sono molto grato per il tuo tempo e per le tue risposte. Ma allora, tornando a bomba, dopo la sceneggiata che c'è stata nello Studio Vale, parentesi, se mi posso permettere, se tu vai da un mediatore interessato che non è Madre Teresa, e comunque anche se tu andassi davanti a Madre Teresa che prova a fare una mediazione, non puoi pretendere di dire al mediatore interessato e però tu ti devi schierare dalla nostra parte e condannare quello che fa la Russia, perché è chiaro che Putin si alza e dice vabbè, la mediazione ve la fate da soli. Tant'è vero che Trump gliel'ha pure detto, tu non puoi pretendere di fare un accordo senza delle concessioni, senza delle mediazioni. Allora, intanto vorrei sapere da te che cosa ne pensi di questo che io trovo un errore letale commesso da Zelensky. E l'altra cosa che ti chiedo è, secondo te riuscirà a recuperare il rapporto con Trump, diciamo, in tempi più o meno utili per non veder morire altri giovani invano? Soprattutto, in altre parole, quando è che si cala le brache? Perché Trump non credo proprio che lo accoglierà come il padre del figlio il prodigo, dirà uccidiamo il vitello grasso e lo abbraccerà, anzi gli farà firmare un documento, io presumo il più umiliante possibile, sempre davanti a tutte le telecamere del mondo. Tu come la vedi? A me sembra che il messaggio di Trump era molto chiaro: dai il 20% del territorio alla Russia e dai l'80% delle terre rare all'America. Ovviamente questa era la premessa di Trump, il non detto. Ovviamente è partito subito mettendolo in difficoltà, sbertucciando davanti ai giornalisti, guardate come è vestito, come dire, ridicolizzando anche quello che per Zelensky era invece il punto d'onore, no? Da 3 anni si veste con la divisa militare, io sono un combattente, in quel modo lui ha detto questo, diciamocelo chiaramente, lo ha detto peraltro, questo è un pagliaccio, non è un combattente. Da quel momento in poi era impossibile qualsiasi dialogo. Zelensky è andato giù duro dicendo fate fuori Putin, sostanzialmente, perché è un macellaio, e questi gli hanno detto ma tu sei pazzo, e mi sembra che la conclusione alla fine del discorso sia Zelensky, dimettiti e troviamo qualcuno con cui parlare. Poi, devo dire, Francia e Germania invece hanno dato a Zelensky un appoggio, tra virgolette, perché dove vuole arrivare l'Europa? L'Europa è divisa in questo momento. La nostra Presidente del Consiglio invece che è andata a parlare con Trump,
sta dicendo non dividiamo l'Occidente si deve muovere insieme, ma l'Occidente non è l'Europa, l'Occidente è l'Europa e l'America, perché l'Europa tra l'altro è divisissima, tutte le guerre mondiali, scusate, ma sono nate e fatte fra europei, fra Francia e Germania Sì. e Inghilterra, non Russia e Stati Uniti sono intervenuti dopo. E quindi io peraltro non sono un profeta, sono un cronista, quindi riporto quello che vedo. Certamente vedo una situazione complicata e che non capisco come possa essere gestita dallo stesso Zelensky, se non consegnandosi totalmente ad un altro mediatore. Ma forse il punto d'arrivo, il punto di caduta saranno le dimissioni di Zelensky, se l'America ritira. Se tedeschi e francesi e inglesi vogliono continuare a sostenere Zelensky, allora la situazione diventa veramente complicata. Sì, appunto. Però non vedo la possibilità di un esercito europeo. Cioè noi abbiamo fatto 25 anni fa una moneta, ma nessuno ha pensato a una difesa comune europea. Non esiste un coordinamento europeo. Appunto, e storicamente quando si è tentato di farlo, la Francia stessa se ne uscì, De Gaulle disse di no, per cui non lo Esatto, so. De Gaulle, tra l'altro con due potenze nucleari come la Gran Bretagna e la Francia. Sì, Diciamo appunto. che storicamente ad unire l'Europa sono stati in due, hanno cercato di unire l'Europa in due, Napoleone e Hitler, e tutte e due sono rotti le corna quando hanno attaccato la Russia. Questa ci segna la storia. Bene, vedremo allora che cosa succederà ancora. Insomma, secondo te siamo all'impasse se Zelensky non si dimette? E questo sarà un dramma. Io non credo che Zelensky adesso voglia dimettersi, perché lui ritiene di avere l'Ucraina dalla sua parte. Tra l'altro non indice elezioni, questo è un punto di debolezza nei confronti delle, diciamo così, democrazie occidentali. E gli ucraini da questo punto di vista sono resilienti, quindi vogliono resistere. Lui avverte che c'è ancora un margine di consenso tra la sua gente, però margine di consenso che va a erodersi sempre di più, perché comunque la gente muore e la situazione economica è oltre il collasso. L'Ucraina vive di rimesse, vive di aiuti internazionali. La situazione in impasse, c'è una guerra di 3 anni all'interno dell'Europa, le due guerre mondiali sono durate 4, massimo 5 anni. Sì, ormai A direi questo che punto, sia il caso di chiuderla uscire. qua. Sì, Sì, esatto. qualcuno deve fare dei passi indietro e certamente Putin da questo punto di vista non ha una lemo di mediatore, anzi i nemici tende a eliminarli. Peraltro, ecco, dicevamo prima di Navalny, e chiuderei con questo, lui facendo morire, diciamo così, lasciando morire, non lo so, Navalny, prima ancora la Politkovskaja, Navalny è proprio un esempio, ha mandato un messaggio: Navalny muore, qualcuno ha protestato, qualcuno ha detto niente, hai visto manifestazioni in piazza? Zero. No, poca roba. Zero. Sì, lui E conosce quindi, le debolezze occidentali e ne approfitta. poi dopodomani noi vedremo alla Sapienza qui di Roma un bel problema, perché tu sai che gli studenti palestinesi, peraltro con l'appoggio di alcuni gruppi, diciamo così, estremisti, eccetera, hanno organizzato la presentazione del libro di Yahya Sinwar, cioè il capo di Hamas che ha organizzato il massacro del 7 ottobre, come quello di un eroe. Il Senato accademico prima ha concesso la presentazione, poi ovviamente l'ha ritirata quando si è accorto di cosa stavano combinando e soprattutto di chi erano gli invitati, e questo ha detto lo facciamo lo stesso. Allora la Sapienza, dove non ne è parlato, fu cacciato Ratzinger in nome del laicismo, ti ricordo, Papa Ratzinger, adesso presenterà un libro di Yahya Sinwar come di un eroe, come del Che Guevara moderno. Questo è Vabbè, allora la prossima volta gli presentano il Mein Kampf di Hitler e vanno a pari, tanto sono i libri di 2 Hitler. Beh, sì, poi in certi punti coincidono. Ecco, tanto per gradire. Grazie Giancarlo. Grazie a voi e buona serata a tutti.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, permettete, vorrebbe essere una battuta, forse non lo è. Davanti a quello che ho ascoltato verrebbe proprio voglia di prendere 2 camere e cucina in Lussemburgo, paradiso fiscale, e aspettare la fine di questa buriana. Lo dico come battuta, ma vi assicuro che certe volte davanti a certe storie mi verrebbe proprio voglia di avere un reddito tale da permettermi quelle 2 camere e cucina. Va bene, allora, eccoci qua alle 19:03. Adesso la grande città di Carla De Bernardi. Ci salutiamo poi con Amy Stewart, You Really Touched My Heart del 1979. Ci ritroviamo domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Stasera si festeggia con Carla De Bernardi i 149 anni al Corriere della Sera. Grazie per essere stati con noi. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano, non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. E allora questa sera torna armata di gin tonic, come state vedendo, la nostra Carla De Bernardi, che ringrazio per il suo tempo e per la sua disponibilità. Allora, cara Carla, stasera noi parliamo di un amico che il 5 di marzo compie gli anni. Chi è quest'amico? Allora, questo amico è il glorioso, perché così va detto, anche se negli ultimi tempi Nino è molto appannato come immagine e come contenuti, il Corriere della Sera. Ma noi gli vogliamo bene lo stesso, anche perché ci scrive pure la nostra Paola D'Amico, per cui a maggior ragione. Anch'io adesso ci scrivo anch'io come newsletter. Ecco, anzi, ogni sabato scrivo anch'io. Bene, per cui mi raccomando, cosa dovete fare? Vi dovete iscrivere alla newsletter. La newsletter di Milano si chiama In Que, sai che al di in que in milanese vuol dire al giorno d'oggi, sì, perché in que vuol dire oggi. La nuova rubrica, la nuova newsletter che va solo sul web, si chiama In Que, cioè oggi. E ogni sabato io faccio un articoletto di 600 battute con una foto sulla tomba del Monumentale, che bene. Credimi, Antonino, non è facile in 600 battute dire tutto quello che c'è da dire per soddisfare il lettore. Decisamente io devo no. spremermi le meningi e poi devo usare uno stile per l'appunto giornalistico, non uno stile da storico o da studioso. Il primissimo articolo è uscito sabato, ieri, era la tomba Campari, che è sicuramente la più famosa del Monumentale. E voglio ricordare che il Gaspare Campari inventò il bitter Campari. Suo figlio Davide, che poi fece il famoso Camparino, che ancora c'è adesso, che è stato il salotto di Milano e lo è tuttora, inventò il primo aperitivo monodose. Cioè lui incaricò Ferdinando De Pero, che era un grande artista futurista, di disegnare una bottiglietta. De Pero cosa fece? Disegnò una bottiglietta conica tutta ruvida. Perché conica? Perché mettendo in fila una serie di bottigliette coniche e mettendo capovolte una serie di altre bottigliette coniche, veniva un parallelepipedo e quindi erano facili da stoccare. Ti ricordi quando i detersivi erano nel fustino tondo? Come no? Finché qualcuno non ha deciso di farlo quadrato, occupavano un sacco di spazio, no? Perché il tondo aveva... Ecco, così De Pero inventa la bottiglietta conica che si mette in maniera da fare un parallelepipedo, poi inventa il tappo a corona
perché decide che è una bevanda regale, rossa, vermiglia, tappa corona che noi abbiamo avuto sulle nostre bottiglie per decenni, finché non sono arrivate le bottiglie di plastica. Adesso poi abbiamo quella simpatica soluzione della bottiglietta di plastica col tappo che non puoi staccare. Sai io cosa Sì. faccio? Io lo taglio. Mi sembra un'ottima idea. Ecco, e quindi questa era una cosa su Davide Campari. Invece oggi noi parliamo della fondazione del Corriere della Sera. Molto Corriere bene. della Sera che viene fondato nel febbraio del 1876, sì, ma viene distribuito per la prima volta il 5 marzo di quell'anno con degli strilloni, perché all'epoca esistevano gli strilloni. Scusa, mi sto facendo un aperitivo. Vai tranquilla, io posso dire questo, Per la sono stato... salute dei nostri ascoltatori. Io Il sono Corriere stato... viene... scusami, dimmi. No, appunto, mentre tu bevevi io ti davo tempo perché sono stato al Circolo della Stampa una volta e al Circolo della Stampa, tenuto sotto vetro, c'è una copia del numero 1 del Corriere della Sera del 1876, 5 Molto. marzo 1876, che è sostanzialmente un foglio, 4 pagine, e pensate, nell'ultima pagina c'è la pubblicità e ci sono le stufe. Ma dai, questo non lo Sì, sapevo. sì. Pubblicità delle Allora, stufe a carbone. ma figurati. Sì, era un foglio grande Mm. L'Eugenio Torelli Viollier, che era prima direttore della Lombardia, aveva fondato con Riccardo Pavesi, con cui poi litiga, questo nuovo giornale, nel quale entrerà anche Pio Morbio, che era il marito della sorella di Benigno Crespi, quelli dei Crespi d'Adda, che poi rimarrà la famiglia Crespi proprietaria con la Giulia Maria fino a tempi molto recenti, e poi ci arriviamo. Allora, fondano questo nuovo giornale nel 1876 e nel primo numero c'è un editoriale di Torelli Viollier che riassume gli intenti, la vision si direbbe oggi, no? L'anima politica della testata, che dice noi siamo veniamo a parlarvi chiaro, noi siamo conservatori e moderati. Ora il Corriere non è più tanto conservatore e moderato, non so se sei d'accordo con me, però non importa. Dal 1973, soprattutto quando c'è andata Lazzarina, pace all'anima sua. E dicevamo questo poco fa. Che poi si vocifera che lei fosse fidanzata di Mario Capanna, io non so se è vero, un pettegolezzo, ma insomma, teniamolo come pettegolezzo. Il primo numero, appunto, siamo conservatori moderati, si inserivano proprio in quel filone lì. Ai piedi della prima pagina c'era un romanzo d'appendice, perché il Corriere aveva sempre un romanzo d'appendice. Sì. Il primo di quel primo numero lì era L'incendiario di Élie Berthet, chissà perché hanno scelto un francese. Poi c'era una rubrica che io vorrei riprendere, vorrei chiamarla così anch'io, si chiamava Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Antonino, a te la linea. Vi chiedo scusa, rientro d'urgenza perché è arrivato adesso il bollettino nella sala stampa vaticana. Nella giornata odierna il Santo Padre ha presentato 2 episodi di insufficienza respiratoria acuta causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo. Sono state eseguite pertanto 2 broncoscopie con necessità d'aspirazione di abbondanti secrezioni. Nel pomeriggio è stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Il Santo Padre è sempre rimasto vigile, orientato, collaborante. La prognosi rimane riservata. Insomma, dopo una giornata abbastanza tranquilla, oggi 2 episodi gravi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale, conseguente broncospasmo. Il Papa comunque
è sempre vigile, orientato e collaborante. Tanto vi dovevo perché questo aggiornamento è arrivato proprio in finale. Adesso possiamo riprendere con la grande città. Grazie Sveva, a domani. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Fu molto affascinata da Carducci perché, secondo lei, che pensava che fosse un tipo appunto schivo, insomma, un'immagine ufficiale molto rigorosa, lo trovò gentilissimo con le donne e quindi si invaghì anche un po' di Carducci e gli presentò una sua cara amica Carolina Cristofori. Tu dici, ma dove hai trovate tutte queste informazioni? Non lo so, non me lo ricordo. Carolina Cristofori era un'appassionata lettrice di Carducci, aveva già 3 figli, era sposata con un generale di brigata garibaldino, tale Domenico Piva, uno dei 1000. E quindi hai capito come si intrecciano tutte le storie. A me piace sempre andare a trovare queste cose un po' tra le righe, no? Era una donna di grande cultura e insomma si invaghisce di Carducci. A un certo punto la Carolina, che era stata presentata a Carducci dalla moglie di Torriani, riceve una lettera, scrive una lettera a Carducci, con una lettera piena di ammirazione, con dei versi e un ritratto allegati. Il Carducci si sentì molto lusingato e cominciarono a fare uno scambio epistolare. Allora ci si scriveva. Adesso chi si scrive più, Nino? Nessuno. Vabbè, adesso si va sul web e poi c'è il correttore per cui scrivi delle cose orrende e poi magari, come è capitato a me oggi, stai rispondendo a una persona e per errore rispondi a un'altra e scrivi una roba che quella lì non doveva leggere. Che benissimo. Esatto. Allora, cosa succede? Il poeta Carducci, che forse non se lo filava nessuno perché non era un bell'uomo, cominciò questo scambio epistolare e nel frattempo però scriveva anche alla Torriani, il malandrino, era malandrino. La Carolina a Milano frequentava il salotto di Clara Maffei, dove nacque il Risorgimento. Quindi, vabbè, insomma, c'è tutta questa esaltazione. E a un certo punto Carducci e la Cristofori si vedono a Milano e il rapporto diventa una relazione amorosa che nel 1873 divenne una relazione, cioè vide la nascita di Gino Piva, che Domenico Piva, garibaldino dei 1000, marito della Carolina Cristofori, pensò fosse figlio suo e invece sembra fosse figlio del Carducci. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. La Maria Antonietta Torelli, lì come si chiama, Teresa Torriani, in Violier, era una persona piuttosto, come dire, vivace, e cominciò a litigare con la sorella del marito del Torelli Violier, che si chiamava Luisa, che era legata molto al fratello, che era molto più giovane, da un rapporto un pochettino troppo stretto. La convivenza sotto lo stesso tetto di Maria Antonietta, Luisa e Eugenio Torelli Violier scatenò una serie di liti, scenate che passarono alla storia. A un certo punto una nipote di Maria Antonietta, quindi della moglie di Torriani, arriva a Milano in vacanza e il Torelli Violier, che era uno che coglieva l'intelligenza, capisce che la ragazzina ha delle qualità particolari e quindi
si lega molto alla ragazzina, scatenando la gelosia della moglie, ma una gelosia così feroce che la fanciulla, che era giovane, ingenua e non ne voleva sapere di queste beghe familiari, cosa fa? Si getta dalla finestra e si uccide. Il Torelli Viollier, che era sposato da 2 anni con quella moglie lì, non resiste a questa cosa, perché ritiene che la moglie sia responsabile con le sue scenate di gelosia perché, per la morte per il suicidio della giovane ragazza, e quindi molla la moglie e da allora visse da solo. E questa è la storia del Torelli Viollier. Il Corriere nel frattempo, come sappiamo, ha avuto un sacco di vicissitudini, no? Tu Sì. prima parlavi della Giulia Maria Crespi. Giulia Maria Crespi è stata una che ha fatto proprio una virata a sinistra del Corriere, che non era nelle corde del Corriere, che appunto nasce moderato e conservatore, però lei ritiene di fare questo. Poi la Giulia Maria ha dei meriti perché è la fondatrice del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, per carità, non vogliamo assolutamente sminuirla come personaggio importante, però certamente diede una svolta al Corriere. E poi il Corriere ha avuto dei direttori importantissimi, a parte il Giulio Albertini, no? Durante il fascismo. Poi, non so, vogliamo fare dei nomi. Montanelli fu direttore del Corriere? No, Montanelli non lo è stato mai. Non lo è stato mai. Vabbè, insomma, comunque un sacco di persone sono state direttori del Corriere. Il Corriere tutti gli anni, quando c'è il Salone del Mobile, che a Milano fra poco, sarà in aprile, apre le sue porte e fa visitare la sede del Corriere come dire, su prenotazione. E quindi ti porta a vedere le sale dove si riunivano, poi le scale dove ci sono tutti i ritratti di direttori. Io ho avuto un amico molto caro, che non c'è più perché è morto di malattia, che si chiamava Leonardo Vergani, figlio di Orio Vergani, che è stato un grande giornalista del Corriere e un grande scrittore, e che poi lui è stato il fondatore dell'Accademia della Cucina, Sì. no? E quindi un grande personaggio. Aveva 2 figli, Guido e Leonardo. Guido lavorava a Repubblica ed era anche lui molto orientato, molto progressista. Leo invece non aveva nessuna particolare connotazione politica, ma era un grande inviato. Cioè Leonardo è stato un grande inviato del Corriere, io l'ho conosciuto bene, mi era molto caro, e viveva in questa casa che era stata del padre Orio e della madre, che era piena di quadri bellissimi, perché evidentemente Orio Vergani e la moglie avevano collezionato. Mi ricordo in particolare un Savinio molto bello. A un certo punto Leonardo mi ha regalato un libricino piccolissimo, era, fai conto, ma 4 centimetri per 6, ma neanche 3 centimetri per 5, che quando morì Montale, che era un giornalista del Corriere che lavorava proprio al Corriere, aveva l'ufficio al Corriere, quando morì Montale, Leo trovò questo piccolo libretto nel cassetto di Montale, che era rimasto abbandonato, che mi regalò. E quindi è una persona, Leo, che mi manca molto, purtroppo è morto relativamente giovane di un tumore, è stato un grande inviato, perché il Corriere aveva dei grandi inviati. Adesso ne ha ancora qualcuno, non possiamo dire di no, ma si è persa quella capacità di fare giornalismo d'inchiesta, di approfondire i temi. Adesso trovi una pagina intera sulla borsetta di Hermès della Sant'Anché, piuttosto che sugli orologi Rolex di Ilary, la moglie di Totti, piuttosto che pettegolezzi su questo o quel personaggio. Cioè, non lo so, sarà anche un modo di fare giornalismo che vende, perché poi alla fine i giornali devono vendere, no? Sicuramente non sono degli enti benefici. Io non so quanto serva però puntare sul gossip, detto tra noi, però questa è un po' la strada che ha scelto il Corriere, però c'ha ancora delle belle firme, dai, diciamolo. Direi decisamente. Il Poi Corriere il Corriere visse la stagione della... Poi
a un certo punto inventò Sette, no? Sette fu un magazine, uno dei primi magazine, poi Io Donna, e poi ebbe la concorrenza spietata di Repubblica, che venne fondato col direttore Scalfari e una serie di imprenditori, che era Caracciolo, Bassetti, questi qui, e per tanto tempo si sono divisi il mercato proprio all'ultimo sangue. Adesso anche Repubblica ha gli stessi problemi del Corriere, infatti stanno tutti e due cercando di ottenere dei grandi risultati sul web, cioè di cercare sempre più lettori. Io ne sono contenta perché, come ti ho detto, il Corriere mi ha dato una rubrica proprio sul web e quindi non posso che ringraziare. E allora che dire di più, insomma, buon lavoro e buon Corriere, mia cara. Buon Corriere, tutte le settimane chi vuole sulla rubrica in trova appunto un mio trafiletto e una foto di una tomba del Monumentale. Tra l'altro appunto al Monumentale è sepolto Torelli Viollier, è sepolto Palumbo, è sepolto Cannavò, sono sepolti tanti personaggi del Corriere. Infatti. Senti, per concludere, che cosa c'è come articolo di esordio? L'articolo di esordio è la tomba Campari, te l'ho detto. E nel prossimo che ci avremo? E non lo so, perché io gliene ho mandati 3, gli ho mandato la tomba Campari, che è una ultima cena stupenda, perché tu hai queste enormi figure, 13 ovviamente, al centro c'è Cristo, con una faccia molto spirituale, non realistica, che spezza il pane, quindi è l'Eucaristia. Non è come nell'ultima cena di Leonardo, dopo che Gesù ha detto uno dei voi miei traditori. Ci sono intorno i 12 apostoli. 11 sono belli con le alte fronti, i capelli indietro, delle tuniche deliziose, le mani che gesticolano, che sembrano anche allegri, anche se il momento è solenne. E poi ce n'è uno, tutto rattrappito su se stesso, brutto, sporco, disordinato, con dei brutti piedi, i capelli sulla fronte, il naso adunco, un mostro, quello è Giuda. E tra i piedi, se vai a vedere la scultura, c'è proprio la scarsella, così si chiama, la borsetta dei 30 denari. È un'opera meravigliosa in bronzo fatta dalla Fonderia Artistica Battaglia, che Davide Campari, che era il figlio di Gaspare, volle per sé e la famiglia e non ha avuto eredi Davide Campari e neanche suo fratello. E quindi adesso c'è una fondazione. La sede della Campari è a Sesto San Giovanni, dove è nata la fabbrica, poi c'è la villa che fu dei Campari, che è diventato un ristorante, e è molto bella questa ultima cena di Giannino Castiglioni, uno degli artisti più importanti del Monumentale, merita veramente una visita. Infatti, perché c'è molto turismo culturale al Monumentale, cioè da qualche anno, quando io ho cominciato a occuparmi del Monumentale nel 2008, non era frequentato come museo. Nel tempo lo è diventato. Io credo anche di aver contribuito in qualche modo come associazione a questa evoluzione. Adesso è persino troppo, perché adesso arrivano i gruppi di 30 persone, però diciamo che va bene così perché almeno un posto vivo. L'ultima cena di Castiglioni per Davide Campari è la tomba, una delle tombe più gettonate, come dico io, ed è molto molto bella. Ti dico, rispetto a quella di Leonardo è un altro momento, e poi c'è questo Giuda. E a me piace sempre dire questa cosa di Giuda, perché Giuda si impicca, no? Lo sai, ma non si impicca perché ha tradito, si impicca perché non ha creduto nella possibilità di essere perdonato, quindi non ha creduto nella grandezza del perdono di Dio. Esatto. Quindi nel non credere di poter essere perdonato, lui si uccide. Ma Giuda, per chi è religioso e per chi crede giustamente nella storia ed è devoto ed è del cristianesimo, Giuda è stato necessario per far partire il cristianesimo. Cioè Giulio è stato un prescelto, è stato prescelto perché lui doveva, col suo tradimento, che gli è costato anche la vita, essere l'iniziatore del cristianesimo, perché avviene tutto il Venerdì Santo e poi c'è tutta la passione di Cristo con la crocifissione, la resurrezione, eccetera. Quindi ci voleva qualcuno che innestasse questo processo e questo qualcuno è Giuda.
tant'è che scrittori come Giuseppe Berto, filosofi, e poi c'è stato anche un processo a Giuda teatrale, l'hanno appunto rivalutato, perché povero Giuda ha dovuto fare una cosa terribile, ma se non c'era lui non ci sarebbe stato il cristianesimo. Che è una visione, diciamo così, un po' particolare, ma ci può stare. Allora, Però dimmi tu come nasce il cristianesimo. Nasce dal tradimento di Giuda. beh, veramente nasce con Gesù Cristo che viene al mondo, passione, morte e No, resurrezione. va bene, certo che sì, hai ragione, scusami, ho detto una cosa parziale, però col cristianesimo c'è poi la passione, c'è la salita al Sì, Golgota, certo, e c'è la certamente. resurrezione. Sì, sì, io intendevo questo. Non volevo essere eretica. No, figurati. Allora, noi chiudiamo qui, ci ritroviamo tra una settimana. La prossima settimana di che parliamo? A sorpresa? Non lo so, perché io ogni volta vado poi a spulciare nelle pieghe delle date. Abbiamo ancora da parlare di altri giardini, sai che abbiamo lasciato in sospeso un po', volevo parlare Sì. del Parco Sempione, che è un altro parco meraviglioso di Milano, però vediamo, perché se settimana prossima è il 12 marzo, dobbiamo parlare del 3 de Marz. E allora parleremo del 3 de Marz. Parleremo del 3 de Marz. Benissimo, grazie. Una nostra ascoltatrice, se ci ascolta, che si chiama Maria Teresa, perché Sì. da una sua amica, l'altro giorno c'era una passeggiata al Monumentale di San Valentino, abbiamo avuto un grande successo con questi baci e abbracci e sposi che si baciano sulle tombe, e una persona mi ha detto: la saluto da parte della mia amica Maria Teresa, che però non trova più la trasmissione su Radio Libertà. Allora le ho spiegato che la trasmissione è stata spostata la sera del lunedì, Sì. intorno alle 7, e quindi Sì. non so se Maria Teresa ci sta ascoltando, nel caso la saluto. Molto bene. Grazie a te. Grazie Nino, come sempre è stato un piacere. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. È la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo. Arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Avete ascoltato